Fermi tutti. Chi sono io? Non è importante. Prima di partire vi dico però che dobbiamo andare velocissimi perché avevo 1 ora e 10 minuti di video da stringere in 10 minuti. Quindi adesso dobbiamo proprio tagliare. Dai, pronti, via, musica. Insomma, questa è Cortina da un pezzo. Bella è bella, però non ci fermiamo perché questo pomeriggio dovrebbe piovere di nuovo e voglio almeno arrivare in Trentino oggi. Ok, e qui inizia il passo falsarico. Dai. Ho fame, mancano 5 km ma sto morendo. Sto mangiando questa barretta di burro di arachidi. È dura come la morte, non è male ma è dura come la morte. Bene, e adesso secondo voi ci fermiamo? No! È discesa, continuiamo! Scherzavo, adesso c'è da fare il passo Valparola o Valparola, non so come si dica. Però non mi voglio fermare qua perché sta venendo la pioggia e voglio andare ancora avanti finché tiene. Sarà un segno, arrivo sul passo e inizia a graninare. Cosa voglia dire? Non lo so, ma un segno sicuramente è. Basta, io arrivo fino a Colfosco e poi mi fermo lì, trovo un posto e via. Ma io non so dove sono finito, sembra la casa del grande puffo, il bosco dei puffi. Però secondo me se metto la tenda qui e domani mattina presto me ne vado, nessuno se ne accorge. Ma tac, sembra fatta apposta. Misura ideale. E arriviamo così al 1° settembre. Dai, vi metto anche un'altra musica. Buongiorno. Stanotte è stato terribile. Il materassino bucato si sgonfiava del tutto ogni 2-3 ore e mi svegliavo per rigonfiarlo. Inoltre faceva così freddo, ma così freddo. Avevo addosso 2 maglie termiche, i pantaloni termici, i pantaloni di tuta imbottiti e questa felpa imbottita. E comunque avevo freddo. Per darvi un'idea di quanto ha fatto freddo, lassù in alto ha nevicato.
questa è stata una faticazza. Adesso siamo a 2120 metri, scendiamo su tutta discesa fino a Bolzano. E oggi col cavolo che vi faccio lo yuhu per poi tornare indietro a prendere il telefono. Pausetta panino e cioccolata. Ho ricevuto una bella notizia e una brutta. La bella notizia è che la strada fino a Bolzano è tutta pianeggiante, non ci sono tante salite. Quella brutta è che in queste notti c'è stata una bella frana e l'hanno bloccata, quindi dobbiamo farcela tutta per i paesini. E la ragazza, che era in vena di motivazione, mi ha detto che è più difficile tipo il quintuplo. Comunque, come diceva Andre, todo lo che sube tiene che bajar. Tutto quello che sale prima o poi deve scendere. E con questo fanno 4 passi in 2 giorni. Non riesco a farne 5 però. Ma dai, questo chi lo sapeva? Fortuna che c'è stata la frana. Ma dove vi porto, ragazzi, anche senza saperlo? Con questo passo forse ci arriviamo alle porte di Bolzano, alle porte di Bolzano, alle porte di Bolzano. Ho una bella notizia e una brutta. Quella bella è che ho capito perché non riuscivo a inserire il budello. Quella brutta è che ho un budello di riserva sbagliato. Oh, ma che razza di fortuna, qualcuno la chiamerebbe provvidenza divina. Comunque adesso sono così contento, anche se sono quasi le 7, che pedalerei fino a Merano. E anche oggi dormiamo all'asciutto. Domani mattina raggiungiamo Merano, là trovo una stanza e mi chiudo dentro tutto il giorno a riposare. E tac, questo è il 7° giorno. Io sono quello che si riposa, più o meno, perché sono stato 50 anni a fare questo video. Spero vi sia piaciuto, se è così mettete like e iscrivetevi al canale.